Il libro della Genesi, nella seconda parte, racconta le vicende dei patriarchi. Dal capitolo 12 al capitolo 50 l'attenzione è posta su tre grandi figure: Abramo, Giacobbe, Giuseppe. Isacco è una figura che rimane un po' in ombra fra il padre Abramo e il figlio Giacobbe. Queste storie vengono da una antichità remota e nascono come saghe familiari legate all'ambiente delle tribù e venivano raccontate a pezzetti con significati particolari legati ai luoghi che dovevano spiegare per dare il senso sacrale di quello che era capitato in quel luogo dove sorgeva un santuario, oppure serviva per spiegare usi, costumi, abitudini, relazioni fra gruppi. Nell'ambiente semitico le varie tribù si considerano figli di un certo padre e la alleanza fra due gruppi fa sì che i padri dei due gruppi siano considerati fratelli. E allora le varie tradizioni lungo i secoli si sono mescolate, unite, sovrapposte e personaggi diversi sono stati accomunati, affratellati. Si è creata una specie di genealogia. I racconti che adesso noi leggiamo nella Genesi sono l'ultimo stadio di un lunghissimo processo tradizionale. Per circa 1500 anni questi racconti si sono evoluti, sono nati, sono stati raccontati, sono cambiati, adattati, i personaggi stessi sono anche cambiati, finché si arriva alle ultime fasi dove un redattore teologo riprende questi testi e li organizza per costruire un testo teologico, un racconto che insegni qualcosa di Dio. E quindi la nostra lettura del testo biblico della Genesi deve essere fatta con intelligenza. Non abbiamo la ricostruzione storica di questi antichi episodi, ma abbiamo una narrazione vivace ma didattica di episodi significativi. Tutti questi racconti costituiscono tre cicli. Anzitutto il ciclo di Abramo, l'uomo della fede, l'uomo che si mette in viaggio e ottiene la promessa di Dio, la nascita del figlio e la terra. Il secondo ciclo è quello di Giacobbe. Giacobbe è chiamato anche Israele ed è il padre delle 12 tribù. I 12 clan
che costituiscono il gruppo di Israele riconoscono in Giacobbe il loro padre, distinguendolo nettamente da Esaù, Edom. Edom era il nome del padre degli abitanti del sud, gli Edomiti, fratelli di Israele, come Esaù è fratello di Giacobbe, ma fratelli coltelli, fratelli in lite fra di loro, con caratteri diversi e con situazioni fortemente conflittuali. Queste vicende concrete sono retroiettate nel passato più remoto e si racconta lo scontro dei fratelli. Così, nella ricostruzione narrativa, il figlio di Abramo, Isacco, il sorriso donato da Dio, a sua volta sposa una donna dello stesso clan familiare, Rebecca, anche lei sterile, ma con un intervento di Dio finalmente riesce a partorire e nascono due gemelli che litigano fin dal seno materno, Esaù e Giacobbe. E i due fratelli sono perennemente in antagonismo. Il racconto naturalmente mette in evidenza il ruolo positivo di Giacobbe e sottolinea invece l'aspetto negativo di Esaù. Esaù viene presentato come il peloso, giocando sul nome di Esaù, che è assonante con il pelo in ebraico, e Edom vuol dire rosso, quindi Esaù è il pelo rosso, con una sfumatura negativa. È il cacciatore violento, è l'uomo rude, mentre Giacobbe è il pastore più fine. Si narra che Isacco preferisse Esaù, mentre Rebecca preferiva Giacobbe. E come spesso succede, sono le madri che determinano le scelte. E nella famiglia il ruolo della donna è determinante. I padri di Israele hanno fatto la storia, ma le scelte vengono dalle madri di Israele. Sara e Rebecca sono due figure molto significative di questa storia. Il primo episodio fondamentale della vicenda di Giacobbe è l'inganno con cui il figlio si sostituisce al fratello. Isacco chiede a Esaù di preparargli selvaggina, dopodiché gli promette la benedizione ereditata dal padre Abramo. Esaù parte per la caccia e Rebecca organizza la sostituzione. Propone a Giacobbe di farsi passare per suo fratello e organizza tutto. Cucina lei la pietanza come sa che piace al vecchio Isacco, ormai cieco, mette addosso a Giacobbe i vestiti di Esaù in modo tale
che anche l'odore sia quello di Esaù, gli mette sulle braccia delle pelli di animale, in modo da evocare il pelo, e lo introduce nella tenda. Isacco si stupisce che il figlio abbia fatto così presto a trovare la selvaggina e averla cucinata. La voce gli sembra quella di Giacobbe, ma l'odore è quello di Esaù, e le mani sono pelose come quelle di Esaù, e il vecchio padre cieco si lascia ingannare e trasmette la benedizione a Giacobbe. Giacobbe comincia la sua carriera con un colpo di furbizia, rubando la benedizione. Ma il narratore aveva fatto attenzione a raccontare prima che Esaù aveva ceduto la primogenitura per un piatto di lenticchie. Aveva fame e pur di mangiare aveva promesso a suo fratello di cedergli la primogenitura. Con un gesto di superficialità ha dato via la benedizione di Abramo, dopodiché ne porta le conseguenze. Vuol dire che il trucco di Giacobbe non è totalmente negativo e frutto di una sua malizia, ma è la conseguenza del disprezzo che Esaù ha avuto nei confronti della benedizione. Quando Esaù si sente escluso, però, va su tutte le furie e minaccia di ammazzare suo fratello. Rebecca teme di perdere il figlio e lo manda via. Ancora una storia di viaggio. Giacobbe si mette in viaggio, abbandona la tenda della famiglia e viene indirizzato a Carran, dove abitava il clan di Abramo. Giacobbe va verso lo zio materno, Labano, fratello di Rebecca, lontano dalle ire di suo fratello. La storia di Giacobbe viene racchiusa fra due viaggi. Parte da Beersheva, l'oasi nel deserto, sede di Abramo e di Isacco, e arriva fino in Mesopotamia, dove si ferma per molti anni, e alla fine ritorna dalla Mesopotamia fino a Sichem. Questo viaggio di andata e di ritorno è molto significativo per il narratore biblico, perché vi vede la situazione dell'Israele storico portato in esilio in Mesopotamia e ritornato dall'esilio nella terra. Il viaggio di andata e di ritorno è il simbolo della vita, dell'andare, del tornare, del recuperare la propria eredità. È un viaggio di trasformazione, è un viaggio pedagogico che fa diventare veramente uomo. Il viaggio d'andata e il viaggio di ritorno non è raccontato, ma vi è ambientato in tutti e due i casi una teofania, cioè una apparizione di Dio. Vediamo questi due episodi perché sono particolarmente importanti. Al capitolo 28 della Genesi, appena raccontato il viaggio di andata di Giacobbe, il narratore si ferma
per narrare quello che capitò in una notte. Giacobbe partì da Beersheva e si diresse verso Carran. Capitò così in un luogo dove passò la notte, perché il sole era tramontato. Prese là una pietra, se la pose come guanciale e si coricò in quel luogo. Fece un sogno. Una scala poggiava sulla terra, mentre la sua cima raggiungeva il cielo. Ed ecco, gli angeli di Dio salivano e scendevano su di essa. Ed ecco, il Signore gli stava davanti. Giacobbe è in fuga. Ha abbandonato la casa di suo padre, si è messo in cammino verso l'ignoto, è solo, è povero, ma non è abbandonato. Mentre dorme si accorge di essere alla presenza di Dio. La scala che egli sogna non è una scala a pioli, come quella che possiamo immaginare noi e che molte volte è stata raffigurata anche nei quadri, ma è una montagna sacra, è la Ziggurat di Babilonia, è la grande torre a gradoni, è la scala che collega terra e cielo, è la montagna su cui Dio scende e su cui l'uomo sale per realizzare l'incontro. Giacobbe si accorge di avere appoggiato la testa su quella pietra che è alla base della scala che collega cielo e terra, e gli angeli salgono e scendono per tenere il collegamento, e il Signore Dio gli si presenta e gli dice: io sono il Signore, Ani Adonai, il Dio di Abramo tuo padre e il Dio di Isacco. A te e alla tua discendenza darò la terra sulla quale sei coricato. La tua discendenza sarà innumerevole come la polvere della terra. Perciò ti espanderai a occidente e a oriente, a settentrione e a mezzogiorno, e si diranno benedette in te e nella tua discendenza tutte le famiglie della terra. Ecco, io sono con te e ti proteggerò dovunque tu andrai. Poi ti farò ritornare in questa terra, perché non ti abbandonerò senza avere fatto tutto quello che ti ho detto. Riconosciamo molte somiglianze con la parola iniziale rivolta ad Abramo. C'è la ripresa della promessa della terra. Il Dio di Abramo e di Isacco si presenta a Giacobbe come il suo Dio. La promessa fatta si mantiene nelle generazioni. Dio si impegna a essere con lui e ad accompagnarlo nel viaggio di andata, garantendo il ritorno, ma soprattutto la promessa riguarda la benedizione che attraverso Giacobbe arriverà a tutte le genti. Giacobbe si svegliò dal sonno e disse: certo, il Signore è in questo luogo e io non lo sapevo. Quanto è terribile questo luogo! Questa è proprio la casa di Dio e la porta del cielo. Su quante chiese è scritta questa espressione? Domus Dei et porta celi. Casa di Dio e porta del cielo.
È il luogo dell'incontro. Giacobbe erige la pietra che aveva usato come guanciale, la unge e la trasforma in una stele, in un segno sacro, ricordo di quello che è capitato. E cambia il nome a quel luogo. Prima si chiamava Luz. Da quel momento Giacobbe chiama il luogo Betel. Bet vuol dire casa, El, nome comune di Dio. Casa di Dio. Nell'Israele storico, Betel sarà uno dei santuari più importanti, a cui accorrevano tutti gli israeliti. Il santuario di Betel conservava la memoria della pietra su cui Giacobbe aveva sognato. Betel era la scala di Dio, era la scala che collega il cielo. Lì c'è il punto di contatto. C'è una polemica rispetto a Babilonia. Babilonia vuol dire porta degli dei. Là c'era la torre a gradoni che collegava terra e cielo. Ma l'autentica scala, dicono i teologi di Israele, è a Betel, la casa di Dio è lì. Nella discendenza di Giacobbe, cioè Israele, passa la benedizione di Dio. Il giovane Giacobbe dunque termina il viaggio, arriva a Carran, viene accolto dallo zio Labano, lavora per molti anni, si innamora di Rachele, figlia di Labano, la chiede in sposa e Labano gliela concede volentieri a patto che lavori gratis 7 anni per lui. Dopo 7 anni finalmente arriva il giorno delle nozze, ma con finezza narrativa il racconto ci presenta l'ingannatore ingannato, lui che aveva fregato suo fratello, giocando con il padre cieco, nel buio della notte viene giocato da Labano, il quale gli mette nella tenda velata non Rachele, ma sua sorella maggiore, bruttina anziché no. E nel buio della tenda Giacobbe non si accorge e lui che aveva sostituito il fratello si unisce a colei che ha sostituito la sorella. Al mattino si accorge che era Lia e a quel punto non può ritirarsi indietro. La condizione arcaica permette la poligamia e il furbo Labano gli dice: se proprio ti interessa Rachele, te la do pure lei, ma devi lavorare altri 7 anni. E quindi per 14 anni Giacobbe lavora gratuitamente. Le 2 mogli, Lea e Rachele, diventano le matriarche di Israele. Da loro nascono i 12 figli. E questa storia, anche piccante in certi punti, serve per narrare le origini delle varie tribù. Lea in ebraico significa mucca, Rachele significa pecora. E allora le tribù si distinguono fra figli della mucca e figli della pecora. La differenza è nel tipo di bestiame allevato. Sono allevatori di bestiami diversi, con caratteristiche quindi diverse. Alcune tribù sono legate ai bovini, altre tribù sono legate agli ovini. Hanno fatto un accordo e si considerano tutti Bnei Israel, figli di Israele. Però alcuni sono figli di Lea, altri sono figli di Rachele. E queste vicende concrete della storia delle tribù sono spiegate
con questi racconti arcaici. Il narratore teologo ha adattato tutto questo ad una storia della grazia di Dio. La benedizione si vede in questa grande crescita. Non solo 12 figli, ma anche una quantità immensa di greggi ottiene Giacobbe. Era partito senza niente. Dopo anni è pieno di ogni bene. Mogli, figli, bestiame. A questo punto decide di ritornare. Lascia di nuovo l'ambiente della fortuna e torna nella terra che il Signore aveva promesso ad Abramo. Nel viaggio di ritorno viene raccontata un'altra teofania che troviamo al capitolo 32. Sempre notturna è la scena. Come il sogno di Betel, così anche il guado dello Jabbok è episodio che avviene di notte, cioè in una dimensione di mistero, di non conoscibilità umana. Durante quella notte Giacobbe si alzò, prese le 2 mogli, le 2 schiave, i suoi 11 bambini e passò il guado dello Jabbok. Li prese, fece loro passare il torrente e portò di là anche tutti i suoi averi. Giacobbe rimase solo e un uomo lottò con lui fino allo spuntare dell'aurora. Immagine poetica splendida, la lotta di Giacobbe nelle acque di questo fiume di confine, in piena notte. L'uomo che lotta con Giacobbe è Dio stesso. Giacobbe lotta con Dio, lotta con se stesso. È una immagine teologica per presentare l'agonia, il combattimento, per diventare uomo. Giacobbe in quella notte, attraversando quel fiume, ha concluso il proprio itinerario umano. Ha dovuto combattere non contro Dio, ma con Dio, contro se stesso, per diventare veramente uomo, per maturare. Vedendo che non riusciva a vincerlo, lo colpì all'articolazione del femore, e l'articolazione del femore di Giacobbe si slogò mentre continuava a lottare con lui. Quello disse: «Lasciami andare, perché è spuntata l'aurora». Giacobbe rispose: «Non ti lascerò se non mi avrai benedetto». Gli domandò: «Come ti chiami?» Rispose: «Giacobbe». Riprese: «Non ti chiamerai più Giacobbe, ma Israele, perché hai combattuto con Dio e con gli uomini e hai vinto». Giacobbe allora gli chiese: «Svelami il tuo nome». Gli rispose: «Perché mi chiedi il nome?» E qui lo benedisse. Allora Giacobbe chiamò quel luogo Penuel, letteralmente faccia di Dio, volto di Dio. Lo chiamò così perché disse: «Davvero ho visto Dio faccia a faccia, eppure la mia vita è rimasta salva». Spuntava il sole quando Giacobbe passò Penuel e zoppicava l'anca. Per questo gli israeliti fino ad oggi non mangiano il nervo sciatico che è sopra l'articolazione del femore, perché quell'uomo aveva colpito l'articolazione del femore di Giacobbe nel nervo sciatico. Notiamo la presenza di tanti particolari arcaici, la spiegazione del nome Penuel, la motivazione di quell'uso alimentare, non mangiare il nervo sciatico di un animale, ma soprattutto il riferimento al combattimento che gli cambia nome.
non si chiama più Giacobbe, da quel momento si chiama Israele e il nome Israele viene spiegato come il forte di Dio, colui che ha combattuto con il Signore. Giacobbe è diventato padre di tutte le tribù proprio per questo suo impegno a lottare con il Signore e a lasciarsi vincere. Giacobbe ha vinto la battaglia quando si è lasciato vincere dal Signore. Anche questo è un altro racconto di fede, è un altro modo per dire che solo la fede genera e salva.